Buongiorno a tutti signori, bentornati sul nostro canale I Signori di Napoli. Vi do aggiornamenti relativi al calciomercato del Napoli, ovvero le due trattative del momento che riguarda il nostro Napoli, ovvero quella relativa a Jonathan David e a Kevin De Bruyne, due parametri zero di lusso che farebbero gola ai maggiori top club europei. Ma vediamo oggi in questo video a che punto siamo, e attenzione perché abbiamo già una data entro la quale il Napoli conta di chiudere o comunque di ricevere una risposta dai due fuoriclasse. Vi svegliamo tutti in questo video. Prima di continuare vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale, di attivare la campanella delle notifiche e se vi va vi potete abbonare per sostenere la nostra redazione. Allora signori, in attesa di conoscere se stasera potremo festeggiare la vittoria di questo clamoroso scudetto, il Napoli continua a lavorare sotto traccia per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Sono due i nomi sui quali verte in questo momento il calciomercato del Napoli. Sono due giocatori di lusso che incredibilmente si svincoleranno al termine appunto di questa stagione. Uno sprint all'estero, quindi possiamo dire, soprattutto nel Regno Unito, il regno di King Kevin De Bruyne, 33 anni. Non solo, il Napoli infatti è pronto a innescare una doppietta vincente alla voce appunto svincolati di lusso, e quindi c'è anche il nome di Jonathan David, 25 anni, nel mirino della società di Aurelio De Laurentiis. Un centrocampista offensivo e un attaccante, entrambi a fine corsa ai titoli di coda, contrattualmente ovviamente parlando, rispettivamente col Manchester City e con il Lille. Un tandem questo che farebbe infiammare tutti noi tifosi azzurri e garantirebbe al club di Aurelio De Laurentiis di alzare ulteriormente l'asticella per recitare il ruolo di protagonista sia per il nuovo campionato della prossima stagione, ma soprattutto sia nella prossima Champions League. Il Napoli col Manna sta continuando ad lavorare sotto traccia. Vi segnalo che Kevin De Bruyne è sempre più convinto a raggiungere Napoli con tutta la sua famiglia, perché comunque la moglie spinge tanto per questa soluzione. Si sta lavorando anche con Jonathan David, soprattutto cercando di convincerlo del ruolo da protagonista che vivrebbe in azzurro, a differenza di quanto potrebbe accadere in nerazzurro all'Inter, dove comunque titolari, è inutile dire il contrario, ci sono e ci saranno anche nel prossimo futuro Thuram e Lautaro. Il Napoli, attenzione, perché secondo quello che ci arriva dalle nostre fonti è intenzionato a chiudere entrambe le trattative all'inizio del prossimo mese, agli inizi di giugno, e ormai ci siamo signori, manca poco più di una settimana, aprirà il calciomercato, questa volta quest'anno un po' prima per il mondiale per club. Il Napoli partirà subito con questo ipotetico doppio colpo clamoroso. Ditemi cosa ne pensate, grazie per essere stati con noi.